Seconda corsa, una prova per femmine di 3 anni non vincitrici di 8.000 euro in carriera. Sono in 6 al via, l'1 Evita del Ronco Lorenzo Baldi, 2 Elise e Anna Antonio Di Nardo, 3 Elodie Roberto Vecchione, 4 Eva Vio Tello Zorzetto, 5 Elettra B Mauro Biasuzzi, 6 Elva Jet Natale Cintura. Autostart che accelera con cautela l'1 di Evita del Ronco e anche il 5 e il 6. Ed è veloce Eva V che cerca di scavalcare Elise e Anna e ci riesce, ma sbaglia. E così Elise e Anna in bocca alla prima curva al comando su Elodie. In terza posizione Elettra B a precedere Evita del Ronco ed Elva Jet alla retroguardia. La battistrada rallenta il ritmo al paletto dei 200 metri, passato in un comodissimo 15,9. Elise e Anna al comando. Davanti alla fila indiana composta da Elodie in seconda posizione, la quale precede Elettra B, Evita del Ronco ed Elva Jet. E così le femmine disposte in fila passano i 400 metri in 32,7. Continua a guidare la figlia di Maharaja della scuderia Casillo. E dopo 600 metri di corsa prova a dare una sveglia a Elva Jet che muove dall'ultima posizione. Trova l'anticipo sulla sua strada da parte di Elettra B, 53 per i primi 600 metri sul piede dell'1,24 al chilometro. Elise e Anna in vantaggio, Elodie in seconda posizione, Elettra B che ritorna allo steccato, riprende in mano anche Elva Jet che torna ultima. 33,2 per il secondo quarto di gara, 1,6 la metà gara. E così Elise e Anna arriva al chilometro in 1,21,2 in chiara evidenza, ha fatto un 15,3 e ciò le è bastato per lasciare sul posto Elodie che prova a riorganizzarsi, sposta dalla terza posizione da una bella punta di velocità, ora Elettra B che scavalca in breve Elodie e cerca di portarsi su Elise e Anna che ha fatto 14,7 la retta di là, arriva Elettra B su Elise e Anna che riparte. Elodie sempre in terza posizione, poi Elva Jet che scavalca Evita del Ronco quando siamo a 300 metri dalla conclusione. Ha cambiato marcia la battistrada, prova a non perderla di vista Elettra B all'ingresso in retta d'arrivo, 14,5 per la piegata conclusiva. Elise e Anna che si distende a vincere in maniera davvero facile, d'altronde dopo un giro in 1,6 non poteva che fare l'arrivo svelta. Al secondo posto Elettra B deve vedersela con il finish interno di Elodie, 28,7 ad arrivare. C'è 58,7 per la seconda metà di gara, 1,17,4 il ragguaglio tattico al chilometro. Elise e Anna Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, la scuderia Casillo, la figlia di Maharaja e Carlos Goldi a segno per il quarto successo nelle ultime 5 uscite. La riapprezziamo nelle immagini. La Saura a vincere in maniera davvero nettissima. Mentre nel finale Elettra B subisce il ritorno interno di Elodie che la costringe a una foto davvero molto stretta. Il successo però è tutto per Elise e Anna, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo.